Sono molto soddisfatto, ovviamente, perché seppure con una distanza temporale enorme, si arriva alla verità. Ieri la Cassazione ha confermato la bontà della mia denunzia di 15 anni addietro, quando io sostenni, anche nelle aule giudiziarie, che chi mi accusava e aveva mandato in galera Graziella Fiorentini, secondo la magistratura per fare poi arrestare anche me, chi mi accusava, cioè Lombardo Claudio, all'epoca l'alter ego di Angelino Alfano, Castiglione Calogera e l'ex parlamentare Basilio Vella, mentiva spudoratamente. In primo grado questi imputati furono assolti. Castiglione e Lombardo furono assolti con la motivazione che Miceli avrebbe dovuto sentirli in compagnia del loro avvocato e quindi avevano il diritto a mentire. La Corte d'Appello, invece, su nostra impugnazione, sostenne giustamente che chi si reca spontaneamente dal magistrato, di sua volontà, ad accusare delle persone, e questo fecero Claudio Lombardo e Castiglione Calogera, non ha diritto a mentire, ma deve dire la verità. La Corte d'Appello li ha condannati, ha ritenuto la loro responsabilità penale, da ciò ne discende il diritto al risarcimento del danno per Arnone e per le Gambiente che furono danneggiate e si sono costituiti parte civile. La Corte di Cassazione non ha accolto l'impugnazione di Basilio Vella, di Claudio Lombardo e di Castiglione Calogera e ha ritenuto che vi fossero gli estremi della loro responsabilità. Adesso ha disposto la Cassazione con la sentenza di ieri la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello civile perché, essendo ormai un problema di risarcimento del danno, dovrà essere la Corte d'Appello civile a verificare quale danno hanno arrecato, un danno a mio modo di vedere assolutamente ingente, quelle persone con le menzogne per cui appunto la Corte d'Appello li ha condannati.